inizia finalmente il match. Gli ultimi preparativi. Battuta forte, arriva fortunosamente il gol del vantaggio direttamente da corner, doppia direzione, quindi si sblocca il punteggio al 13esimo minuto di gioco. Brunella ancora per Bernardini, sempre lo scambio fra i due. Qua gira il pallone Fetena sotto di noi. Vai lo scambio con il compagno di squadra, prova a fare movimento. Gioca, vai via però, ma dai! Non stiamo fermi, non stiamo fermi! Gioca che si chiama fischia! È entrato intanto anche Angione. Riceve adesso intercettato, può andare quindi solo iniziativa per la squadra avversaria. C'è il gol del pareggio al primo vero forse a fondo della partita, arriva l'1-1. Aurelio Buononda che continua a provarci, comunque sia, riesce a resistere una carica, il numero 9 imbucata per il compagno di squadra, ma c'è la risposta ottima di Corelli. Lotta ancora scivola da mano di Corelli, poi c'è uscire Galasso che sfida due avversari, sbaglia però l'appoggio, quindi è bravissimo il numero 9, bella la giocata, siamo di qua in avanti, forse poteva chiudere questo 1-2, attenzione, è occasione mancata. Partita ricordiamo che rimane comunque in bilico, ma il Buononda ha rischiato più volte di passare lei in vantaggio. Galasso giocata ancora per il compagno di squadra, qua Pucino prende in pieno il portiere, sulla di battuta arriva il gol del Govolo, quindi torna avanti l'Ardea. Bella intanto una giocata di tacco, in qualche modo riesce a tirare l'attaccante, ma c'è il salvataggio miracoloso di Galasso, ma la palla ancora lì è palo, incredibile. Che occasione, che salvataggio per il capitano. Ancora una giocata ottima, vinta il tiro, prova di girarsi sulla mancina, siamo di qua, non scarica, fallo della conclusione, palla vicino al palo, ma adesso la Buononda ci prova in tutto e per tutto. Dai Gianluca! Tiro, un gol spettacolare del numero 8 di Barbarisi, che gol che ha fatto. 10, no? Piano piano. Tienila, gioca. Bravo il numero 10 ad intercettare per Berardi che sono davanti il portiere, prova a piazzarla. Ancora un anticipo, adesso sono saltati un po' gli schemi, le squadre sono allungate, puntata di Lippolis addosso al portiere. Dai, non puoi passarla, dai! Esce molto bene, palla al piede dell'Ardea adesso. Dai, Deve allargare per Berardi, pallone che arriva adesso al numero 9, prova a ridarla in mezzo, azione ottima dell'Ardea, non riesce però a trovare il gol del 4-1. ma non lo so! Ci sta il cazzo, esci, entra! Porco Dio! Ti aiuta! Quella è 3-2, partita riaperta. No, non tutta e due da una parte, non tutta e due da una parte! Palla di qua e c'è il gol del 3-3, incredibile, gol della partita, torna, fine, parità. No, è bravissimo a girarsi l'esperienza, però in qualche modo il numero 13 riesce a portargli la via. Forse se la allunga, l'Ardea sa giocare ancora in costanza, adesso il contropiede per Buononda, ultimi attimi del match, allarga tutto sulla destra, battuta forte in mezzo, invece prende il compagno, invece di servire sul secondo palo numero 9 che si era liberato, adesso le squadre sono lunghissime, sono saltati totalmente gli schemi, occasione di qua e c'è il gol di nuovo per l'Ardea che torna avanti, quando ormai il cronometro segna 59. Calcio di punizione e c'è il gol! Ancora una volta, torna in parità e può sfogare tutta la propria rabbia. Attenzione per questo pareggio. Ultimo giro d'oggi sicuramente, non so se l'arbitro farà recuperare ancora qualcosa. Barbarisi si riversa ancora avanti l'Ardea.
chiuso dal fisico del difensore destra, addirittura può andare per provare il 5, la palla ancora lì, il bomber è solo, la porta è libera, ma c'è la chiusura ottima di Muracche. Che partita, che finale di gara adesso, pronto a partire ormai dopo questa fischierà, tiro addosso al portiere che chiude lo specchio, ancora c'è tempo, forse si può ancora giocare. Pallone per questa parte ancora per Barbarisi, ultime opportunità, si libera il tiro, arriva e c'è il gol incredibilmente all'ultimo secondo, passa di nuovo avanti Ardea, un finale incredibile di match. Vince l'Ardea, potesse lo stesso. Una partita accesa nel finale, molto nervosa per l'arbitro del match. Finisce il contratto, vincono i padroni di casa. Da calcio di live è tutto. Allora eccoci con Barbarisi e raccontaci questa partita incredibile, pazzesca. È stata una partita bella partita soprattutto, e complimenti agli avversari, perché anche contro una squadra come noi, tecnica e tosta in casa, hanno dato il massimo e c'è stato una scherzetto. Ma infatti sì, perché la partita a un certo momento era fatta, poi non so cosa è successo, vi hanno rimontato. Cosa pensi che è successo? Ecco, te lo chiedo a te. Sicuramente un calo di concentrazione, che a volte in molte partite succede. E è andata bene, anzi sono entrato, manco dovevo giocare, che sono stato 2 settimane, sono stato male, sono rientrato oggi e ringrazio il mister che mi ha dato l'opportunità di fare quello che ho fatto oggi. Guarda, lo ringraziamo anche noi perché hai fatto un gol pazzesco. Senti, a chi lo dedichi? Alla mia famiglia. Perfetto, ci sta. Senti, ultimissima domanda, anche se siamo all'inizio te la chiedo uguale. Vi siete prefissati un obiettivo? Sì, devi vincere il campionato. Perfetto, allora in bocca al lupo. Crepi.